Il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti raccomanda che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene siano iscritte nella lista del patrimonio mondiale come paesaggio culturale e così diventa in discesa la strada per le colline trevigiane per ambire al prestigioso riconoscimento mondiale alla stregua del Grand Canyon, la Piana delle Piramidi, la Grande Barriera Corallina australiana. Certo, quella per le colline del Prosecco è una raccomandazione, ma di grandissimo peso visto che il Consiglio internazionale dei monumenti e siti, ICOMOS, è l'organo consultivo dell'UNESCO e si rivolge direttamente ai membri dell'organizzazione dell'ONU cui spetta l'ultima parola. La notizia, arrivata ieri sera dopo la pubblicazione sul sito dell'UNESCO, è stata accolta con grande entusiasmo nella Marca perché finalmente, dopo la bocciatura dello scorso anno sul piano tecnico, la possibilità di ottenere l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale come paesaggio culturale diventa concreta e probabile. Questa è la realizzazione di un sogno che sto inseguendo da 10 anni, ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia, esprimendo così la soddisfazione per il parere positivo di ICOMOS sul potenziale delle colline del Prosecco ad essere iscritte nella lista dell'UNESCO. Zaia osserva che il riconoscimento del patrimonio dell'umanità consacra e premia il lavoro di tante persone che negli anni si sono spaccate la schiena per donarci, dice, il meraviglioso paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Ora non resta che attendere. La decisione finale verrà presa il prossimo 7 luglio con lo scrutinio decisivo in Azerbaigian.